quasi tutto quello che ha appena detto chi mi ha preceduto. Faccio due premesse fondamentali. Come indipendentista ovviamente porteremo, anzi inviteremo tutti ad andare a votare a questo referendum e a votare sì, pur sapendo che questo referendum tecnicamente non darà l'autonomia ed è un dato inconfutabile, ci vogliono 2/3 del Parlamento, quindi non si può. Sul fatto che non sia un... Scusa, ma siamo un segnale però. Sì, e non per niente andiamo a votare. In questo studio qualche tempo fa eravate seduti, lei direttore, assieme al presidente Zaia. Sì. E Zaia ha detto una frase che mi ha colpito molto, ha detto è ovvio che domani non si potrà avere l'autonomia di Trento e Bolzano, ma bisogna alzare la questione veneta. Bene, con questa frase Zaia ha decretato il fallimento di 30 anni di Lega, perché se per 30 anni che la Lega è stata in un modo o nell'altro al potere di questa regione non è riuscita ad alzare la questione veneta, viva Dio, la questione veneta c'è da mo'. Io sono veramente veneto, anzi sono veneziano da 7 generazioni, per cui io posso dirlo con cognizione di causa. Allora, sono d'accordo che ci vuole la rivalutazione del territorio, sono d'accordo che ci vuole tutto, sono d'accordo che questo Stato non va bene, bisogna essere indipendenti, cioè, lo dice un indipendentista vero, puro, col marchio, non un leghista che lo dice ma poi non lo pratica. Allora, la cosa importante è, ma si rende conto Zaia che è la seconda volta di seguito che fa il Presidente della Regione, la Lega comunque è stata al governo di questa regione e adesso dice bisogna fare un referendum per alzare la questione veneta, ma siamo folli, la questione veneta ci dovrebbe essere da sempre, è che evidentemente non l'ha capito, o forse non lo sapeva, o forse non abitava in Veneto, ma i veneti hanno la questione che gli sta girando sulle scatole da molto più tempo di quello che Zaia dice evidentemente, quindi andare sì a votare assolutamente, consci del fatto che questo referendum non potrà portare all'autonomia, tanto decantata, ma andare a votare perché speriamo che i veneti gli si sveglia, perché una volta che ci sarà sta benedetta vittoria del referendum, perché non credo che un folle possa andare a votare no quando gli si dice teoricamente con l'autonomia del Veneto ti rimangono 9 decimi di residuo fiscale. Chi è il folle che dice no? Poi ci può essere quello che dice ma tanto non arriva, allora può fare dei ragionamenti, ma chi è il folle che dice no? Bene, allora proprio per questo fatto si vincerà questo referendum. Allora, o il giorno dopo Zaia va a Roma, si straccia le vesti e va a dire voglio essere padrone casa mia, oppure Zaia sta facendo semplicemente uno spot elettorale ed è quello che teniamo.